Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ultima edizione del nostro audio video giornale Linea Notizie Notte, sono le 23:02 in questo istante di mercoledì 3 marzo 2021. Insomma, il Friuli Venezia Giulia, come sapete, ci sono novità per quanto riguarda le zone. Dalla mezzanotte di sabato partirà la zona arancione per quanto riguarda le province di Udine e Gorizia, mentre rimarranno gialle rafforzate Trieste e Pordenone. Allora andiamo a sentire le dichiarazioni del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Il mondo della scuola e il personale delle forze dell'ordine, ma non basta. Noi abbiamo ancora una fascia di popolazione, penso agli over 65, le persone con pluripatologie, che sono ancora scoperte e che sono quelle che purtroppo richiedono maggiormente i servizi ospedalieri. Quindi su questo chiediamo un cambio di passo netto a livello europeo, a livello italiano, a livello di aziende. Chi deve darci vaccini ce li dia, ma è inaccettabile pensare che l'alternativa al vaccino possono essere per sempre le restrizioni. Per questo dico, all'ultimo 21 continuiamo a prenderci le nostre responsabilità, con difficoltà, sapendo che sono scelte difficili. Ogni ordinanza che firmo di restrizione per una scelta non si può chiedere questo per sempre e non siamo disponibili a chiederlo per sempre. Nel dettaglio l'ordinanza prevede un intervento sia sulle scuole, università, lasciando invece in presenza gli asili e le scuole elementari. Dall'altro, nelle aree dove c'è una maggiore incidenza e quindi il virus vengono penalizzati con la zona arancione in queste aree. Non solo, anche col governo, il nuovo decreto che dovrebbero approvare venerdì prevederà anche dei ristori, o meglio degli indennizzi, per quelle attività diciamo limitate nel loro lavoro anche da provvedimenti regionali, e quindi questo ci auguriamo ovviamente possa aiutare quelle attività a cui oggi chiediamo purtroppo di limitarsi. Queste le dichiarazioni del presidente Fedriga, ci scusiamo per la qualità del servizio, ma non è causa della nostra redazione, così ci è arrivato e noi l'abbiamo pubblicato. Purtroppo la qualità non era al massimo, ma abbiamo capito insomma nei dettagli quello che il presidente di quello che ha parlato insomma per quanto riguarda questa nuova ordinanza, ripetiamo, che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di sabato 6 marzo, oppure per essere ancora più precisi dalle ore 24 di venerdì 5 marzo, perché chiaramente poi c'è sempre il Bastian Contrario che sottolinea attraverso le nostre pagine, ma era mezzanotte, sì, mezzanotte, ripetiamo, di sabato 6 marzo.
Andiamo a sentire invece la voce dell'opposizione perché Cristiano Sciaurli, consigliere regionale ma soprattutto segretario regionale del Partito Democratico, risponde così a Massimiliano Fedriga e al centrodestra. La conferenza stampa di oggi del presidente Fedriga è surreale. Ci si chiede se è la stessa persona che non più tardi di una settimana fa chiedeva di aprire tutto e di riaprire anche la sera. Se è la stessa persona che è a capo di forze politiche che raccoglievano firme per aprire i locali la sera fino a pochi giorni fa. Noi con serietà e responsabilità siamo disponibili ad analizzare i numeri, a prendere e a condividere anche decisioni difficili e impopolari, ma credo che mai come in questo momento serva un pizzico di coerenza e anche la capacità di dare messaggi chiari alle persone. È impensabile magari anche rimproverare i cittadini che sono stati irresponsabili se gli abbiamo detto un giorno di uscire e che andava tutto bene, che eravamo i migliori del mondo, e il giorno dopo gli abbiamo detto che invece bisogna chiudere le scuole per primi. Io penso che mai come in questo momento serva responsabilità, certo, ma anche tranquillità, serietà e capacità di infondere fiducia a cittadini duramente provati, e non lo facciamo cambiando idea ogni settimana. Non lo facciamo nemmeno scaricando sempre e comunque la responsabilità su altri. Perché se l'Europa cattiva, quell'Europa cattiva è quella che si riconosce in Mario Draghi. Se l'Europa è cattiva, quell'Europa è quella che sta facendo sicuramente fra mille difficoltà un piano vaccinale e ha messo in campo risorse fondamentali per la ripartenza. Chiediamoci invece se noi abbiamo fatto sempre e comunque tutto quello che ci spettava ed era legato alle nostre competenze. Se il tracciamento ha funzionato e sta funzionando, se i nostri ospedali sono pronti, se abbiamo messo i nostri operatori in condizioni di lavorare al meglio. Se stiamo non sprecando neanche una dose, neanche un minuto in questo momento. Facciamo il nostro compito, prima di tutto, diamo messaggi chiari ai cittadini finalmente, evitiamo di scaricare responsabilità sempre e comunque su altri e cerchiamo di affrontare questo momento difficilissimo con un pizzico di senso delle istituzioni e meno invece di attenzione alla propaganda e al consenso per il proprio partito. E ora ci trasferiamo in montagna perché è in corso un recupero di 2 escursionisti. Per fortuna, da quello che sappiamo, le condizioni dei 2 che hanno richiesto aiuto non sono gravi, ma capiamone di più nel servizio. 2 giovani, un uomo e una donna, hanno chiesto l'intervento del soccorso alpino sulla cresta del Monte Musi intorno alle 18:30 di oggi tramite il numero unico d'emergenza 112. Difficile in un primo tempo l'individuazione della posizione dei 2, anche se da conversazione frammentata con il Sores si è capito subito che si trovano nei pressi del bivacco Dino Brollo. Con una successiva comunicazione si è riusciti ad agganciare la loro posizione. I 2 escursionisti, scendendo dal bivacco lungo il sentiero 737, sono andati fuori traccia e si trovavano poco sotto lo stesso bivacco, in un punto impervio con neve ghiacciata, bloccati e impauriti. Le loro condizioni di salute sono buone e sono attrezzati per coprirsi. 8 soccorritori del soccorso alpino, assieme ad altri soccorritori della Guardia di Finanza, sono partiti a piedi alle 19:15 con torce frontali per raggiungerli. I 2, a cui è stato raccomandato di non muoversi, si trovano ad una quota di circa 1500 metri di altitudine e ci vorrà almeno un'altra ora di cammino. Intorno alle 21 sono stati raggiunti e da lì, poco a poco, ci sarà l'operazione di discesa. Complimenti come sempre al soccorso alpino e a tutti i volontari che operano e tecnici per quanto riguarda gli interventi di primo soccorso alla richiesta ricevuta attraverso il numero unico d'emergenza 112. Ringraziamo chiaramente il soccorso alpino anche per la notizia che ci hanno inoltrato attraverso il loro ufficio stampa. Parliamo di calcio, l'Udinese sogna fino a pochissimi secondi, forse, anzi senza il forse, anche oltre il recupero. Stava sognando a San Siro con una vittoria praticamente strameritata in tasca, ma proprio a pochissimi secondi, pochissimi centesimi di secondo, insomma, con la palla in movimento, ma il tempo di recupero era già terminato. Sta di fatto che Larsen commette l'errore veniale, alza la mano, piglia il pallone, calcio di rigore per il Milan e finisce 1-1. Ma andiamo a vedere i risultati di questa giornata di Serie A.
Juventus Spezia 3-0 giocata ieri, Sassuolo Napoli 3-3, Cagliari Bologna 1-0, Milan Udinese come detto 1-1, Genoa Sampdoria 1-1, a Benevento Hellas Verona Benevento 3-0, Atalanta Crotone 5-1, a Firenze Roma batte Fiorentina 2-1. Chiude il programma di questa giornata numero 26 della Serie A, domani sera Parma Inter alle 20:45. Andiamo velocemente a vedere la classifica della Serie A. Inter al comando con 56 punti, Milan 53, Juventus e Atalanta 49, Roma 47, Napoli 44, Lazio 43, Hellas Verona 38, Sassuolo 36, Sampdoria 31, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina Spezia Benevento 25, Cagliari 21, Torino 20, Parma 15, chiude il Crotone a quota 12. Con questa notizia di sport chiudiamo qui la nostra pagina informativa odierna, vediamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Domani avremo cose molto interessanti, non solo per quanto riguarda la cronaca, ma avremo degli ospiti e dei collegamenti in diretta e non per parlare di territorio, in particolare della provincia di Pordenone. Non vi anticipo altro, appuntamento come sempre nelle nostre finestre informative, mattina, giorno e poi chiaramente la sera. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, 23:13 in questo momento, buonanotte a tutti e alla prossima. Conosci te stesso, conosci il cliente. Innova, portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.